Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato narra l'incontro di Gesù con una donna samaritana. Ciò che colpisce di questo incontro è il dialogo molto serrato tra la donna e Gesù. Questo oggi ci permette di sottolineare un aspetto molto importante della misericordia, che è proprio il dialogo. Il dialogo permette alle persone di conoscersi e di comprendere le esigenze gli uni degli altri. Anzitutto, esso è un segno di grande rispetto, perché pone le persone in atteggiamento di ascolto e nella condizione di recepire gli aspetti migliori dell'interlocutore. In secondo luogo, il dialogo è espressione di carità, perché pur non ignorando le differenze, può aiutare a ricercare e condividere il bene comune. Inoltre il dialogo ci invita a porci dinanzi all'altro vedendolo come un dono di Dio che ci interpella e ci chiede di essere riconosciuto. Molte volte noi non incontriamo i fratelli, pur vivendo loro accanto, soprattutto quando facciamo prevalere la nostra posizione su quella dell'altro. Non dialoghiamo quando non ascoltiamo abbastanza oppure tendiamo a interrompere l'altro per dimostrare di avere ragione. Ma quante volte stiamo ascoltando uno e li fermiamo, no, questo non è così, e non lasciamo che lui finisca di spiegare quello che vuol dire. E questo impedisce il dialogo, questo è aggressione. Il vero dialogo invece necessita di momenti di silenzio in cui cogliere il dono straordinario della presenza di Dio nel fratello. Cari fratelli e sorelle, dialogare aiuta le persone a umanizzare i rapporti e a superare le incomprensioni. C'è tanto bisogno di dialogo nelle nostre famiglie e come si risolverebbero più facilmente le questioni se si imparasse ad ascoltarsi vicendevolmente. E così nel rapporto tra marito e moglie e tra genitori e figli. Quanto aiuto può venire anche dal dialogo tra gli insegnanti e i loro alunni, oppure tra i dirigenti e operai, per scoprire le esigenze migliori del lavoro. Di dialogo vive anche la Chiesa con gli uomini e le donne di ogni tempo, per comprendere le necessità che sono nel cuore di ogni persona e per contribuire alla realizzazione del bene comune. Pensiamo al grande dono del creato e alla responsabilità che tutti abbiamo di salvaguardare la nostra casa comune. Il dialogo su un tema così centrale è un'esigenza ineludibile. Pensiamo al dialogo tra le religioni per scoprire la verità profonda della loro missione in mezzo agli uomini e per contribuire alla costruzione della pace e di una rete di rispetto e di fraternità.
Per concludere, tutte le forme di dialogo sono espressione della grande esigenza di amore di Dio, che a tutti va incontro e ognuno pone un seme della sua bontà perché possa collaborare alla sua opera creatrice. Il dialogo abbatte i muri delle divisioni e delle incomprensioni, crea ponti di comunicazione e non consente che alcuno si isoli rinchiudendosi nel proprio piccolo mondo. Non dimenticatevi, dialogare è ascoltare quello che mi dice l'altro e dire con mitezza quello che penso io. Se le cose vanno così, la famiglia, il quartiere, il posto di lavoro andrà migliore. Ma se io non lascio che l'altro dica tutto quello che ha nel cuore e incomincio a urlare, ma oggi si urla tanto, non avrà buon fine questo rapporto fra noi, non avrà buon fine il rapporto fra marito e moglie, fra genitori e figli. Ascoltare, spiegare, mitezza, non abbaiare l'altro, non urlare, cuore aperto. Gesù ben conosceva quello che c'era nel cuore della Samaritana, una grande peccatrice. Ciononostante non le ha negato di potersi esprimere, l'ha lasciato parlare fino alla fine ed è entrato poco a poco, alla volta, nel mistero della sua vita. Questo insegnamento vale anche per noi. Attraverso il dialogo possiamo far crescere i segni della misericordia di Dio e renderli strumento di accoglienza e di rispetto. Grazie.